Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Droga potenziata con pericolose sostanze chimiche a Catania. Un senegalese aveva trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio, arrestato. L'ha fatta cadere nel fiume e poi non l'ha salvata. DJ sessantenne arrestato per la morte di una badante russa in provincia di Messina. L'omicidio della studentessa di Messina. Nei cellulari e nel diario di Stefano Argentino le prove della premeditazione. Sara Campanella ha registrato i suoi ultimi istanti di vita. Allontanato dalla famiglia, il figlio di un boss mafioso di Palermo è uno dei casi dell'applicazione del protocollo Liberi di scegliere. Nel catanese, primo caso di West Nile, il virus delle zanzare, infettato il cavallo di un allevamento. La Sicilia che brucia, 380 gli incendi spenti nelle ultime ore. Schifani parla di mano criminale. Per i sindacati di Trapani si tratta di attacco organizzato. A Niscemi in fumo la sughereta. Calcio, presentato il mio acquisto del Palermo, il centrocampista Antonio Palumbo. Non vedevo l'ora di arrivare, ha detto. In Serie C, domenica 17 agosto, trasferta a Crotone per il Catania nel primo turno della Coppa Italia. Vicino all'accordo il difensore Martic. A Catania è stata sequestrata una partita di droga modificata con un potenziale altamente pericoloso per la salute. La produceva un ristoratore senegalese che è stato arrestato a San Berillo. Tonino De Mana. Ha trasformato il magazzino del suo ristorante in un laboratorio per potenziare la marijuana, modificandola con agenti chimici e rendendola gravemente nociva per la salute. Un senegalese di 38 anni è stato arrestato dalla polizia di Catania in un'operazione antidroga effettuata a San Berillo. Il blitz è scattato in seguito al controllo di due uomini stranieri che si aggiravano nei pressi di un ristorante. Entrambi sono stati trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana. La successiva perlustrazione del locale ha permesso di trovare 1 chilo di marijuana occultata nel magazzino del ristorante, mentre in una stanzetta sono stati trovati alcuni prodotti chimici contenuti in un secchio. È a quel punto che la polizia ha identificato il titolare dell'attività commerciale, trovato poi in possesso di 17.000 euro in contanti, soldi provento dell'attività illecita, visto che in un altro locale sono stati trovati 11 sacchetti contenenti quasi 8 kg di marijuana. Oltre alla droga, l'uomo nascondeva altri 161.000 euro per un totale di 178.000 euro. La sostanza stupefacente è stata sottoposta ad esami di laboratorio che hanno confermato la presenza di un pericoloso cannabinoide sintetico. I cannabinoidi sintetici sono delle sostanze che mimano l'effetto del delta 9 THC, ma risultano essere 100 volte più potenti. Sono molto pericolose perché sia per il metodo di produzione, durante l'impregnamento di questa sostanza possono verificarsi dei cluster di concentrazioni elevate che possono causare vomito, perdita di coscienza, shock anafilattico, in alcuni casi anche la morte. Svolta nell'omicidio della badante russa in provincia di Messina, arrestato un DJ 65enne, secondo l'accusa non avrebbe tentato di aiutarla dopo che la donna era caduta in un torrente. Orazio Longo. Avrebbe avuto un contatto con la donna che potrebbe quindi essere caduta senza essere soccorsa, morendo poco dopo. La polizia di Messina ha arrestato per omicidio Michelangelo Cori, che è il DJ sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto, già indagato per l'omicidio della badante russa Raisa Kiseleva, di 75 anni, trovata senza vita lo scorso 12 luglio nel torrente Longano. Il giudice per le indagini preliminari ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, tutto da ricostruire il movente. Lo stesso Corica, che si dichiara innocente, avrebbe dato 2 versioni discordanti dell'accaduto. In una prima circostanza avrebbe sostenuto di non avere visto da tempo la donna, in una seconda occasione avrebbe ammesso invece di aver avuto un diverbio con lei per questioni di gelosia, quando la donna avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe accidentalmente caduta. Secondo gli inquirenti, il sessantenne il 7 luglio avrebbe invitato la vittima a seguirlo in casa. La donna, che in quel momento era seduta su un muretto, si sarebbe rifiutata e l'uomo avrebbe avuto un contatto con lei che, in relazione alla condizione di precario equilibrio, avrebbe determinato la sua caduta nell'alveo del torrente e di conseguenza la morte. L'indagato non avrebbe poi tentato di aiutare la badante, che potrebbe non essere morta sul colpo. Il cadavere è stato trovato giorni dopo. Indagini sono in corso anche sui dispositivi telefonici.
L'omicidio di Sara Campanella, la studentessa di Messina. Dai cellulari dei due giovani emergono le prove della premeditazione da parte dello spasimante. Sara Campanella, tra l'altro, avrebbe registrato gli ultimi istanti della sua vita. Francesco Triolo. Per gli investigatori rappresentano la conferma di come Stefano Argentino abbia premeditato l'uccisione di Sara Campanella, studiando tutti i particolari. Sono le prove raccolte sui cellulari dei due giovani, su quello di Stefano Argentina, ma anche di Sara. Sul telefonino dei ragazzi carabinieri hanno trovato una foto della studentessa scarabocchiata con rabbia repressa e una frase che manifestava il proposito di uccidere. Ma è dalla cronologia web che si è intuito come avesse addirittura studiato parecchi mesi prima come colpirla, in quale parte del corpo. Dalle tracce informatiche si è scoperto che Argentino ha acquistato su Amazon un coltello compatibile con le ferite sul corpo di Sara. La scatola è stata trovata, il coltello no. Sul cellulare poi c'erano anche le immagini che mostravano la struttura della gola. Particolari che emergono nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della ragazza di Misil Mary avvenuta il 31 marzo scorso a Messina. Ma l'indagine, coordinata dal procuratore Capo Antonio D'Amato e dalla sostituta Alice Parialò, che hanno depositato gli atti suppletivi, porta alla luce anche una registrazione che la giovane in quegli attimi terribili era riuscita a far partire, una registrazione che ha raccolto tutte le fasi dell'aggressione mortale e che ora rappresenta una prova per il processo che partirà il 10 settembre davanti alla Corte d'Assise. Il Tribunale dei minori di Palermo ha deciso di allontanare dalla famiglia il figlio di un boss condannato a 20 anni. È uno dei casi dell'applicazione del protocollo Liberi di scegliere. Sentiamo Giusy Lazzara. I mafiosi non possono essere buoni padri e vanno allontanati dai figli. È la linea adottata dal Tribunale per i minorenni di Palermo, guidato da Claudia Caramanna, che ha dichiarato decaduta la responsabilità genitoriale di un boss arrestato dalla direzione distrettuale antimafia e condannato a 20 anni di reclusione. I figli resteranno con la madre. I servizi sociali hanno assicurato le capacità genitoriali della donna, che è riuscita ad assicurare ai minori un percorso scolastico e un buon modello educativo. La decisione segna un cambio di passo decisivo che colpisce al cuore l'universo mafioso, dove la regola del padre padrone è ancora presente nelle famiglie. Secondo il Tribunale dei minori, l'uomo era a capo di un giro di stupefacenti nel mandamento di Porta Nuova e avrebbe trasmesso ai figli modelli educativi violenti e di prevaricazione della mafia. Da qui la richiesta della procuratrice per i minorenni Caramanna, che ha ricevuto minacce per il suo impegno in favore dei figli dei mafiosi, ma che si è sempre impegnata ad andare avanti nel suo lavoro. In altri procedimenti la stessa procuratrice Caramanna aveva chiesto la decadenza della responsabilità per entrambi i genitori, che erano coinvolti in uno spaccio di stupefacenti nel quartiere dello Sperone. Un percorso nuovo a Palermo sulla scia di quanto fatto prima in Calabria dal giudice Roberto Di Bella, oggi presidente del Tribunale per i minorenni di Catania, col protocollo Liberi di scegliere. È già polemica sulla decisione del Tribunale di Palermo, che ha affidato in gestione alla società di Giorgio Cristiano, nipote dell'ex boss Giovanni Brusca, l'Hotel Garibaldi in piazza Politeama, confiscato alla mafia nel 2021. La notizia, pubblicata da Fanpage, è stata confermata dall'Agenzia per i beni confiscati. Giovanni Brusca, capomafia di San Giuseppe Jato, è fra l'altro l'uomo che ha premuto il telecomando della strage di Capaci e che ha fatto sequestrare e uccidere il piccolo Giuseppe Di Matteo. Cambiamo argomento, parliamo di West Nile, il virus propagato dalle zanzare che è stato riscontrato nel cavallo di un allevamento in provincia di Catania. Sentiamo i suggerimenti su come prevenire questa infezione. Orazio Longo. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ha confermato la positività al West Nile virus di un cavallo presso un allevamento equino del catanese. L'ASP di Catania ha inviato ai comuni le indicazioni operative necessarie per rafforzare la sorveglianza e attuare le misure di contenimento. In primis contro le zanzare, che rimangono l'unico vettore responsabile della trasmissione della malattia anche all'uomo. Il virus rispetto agli anni passati sta circolando molto di più, perché è legato al discorso anche dei cambiamenti climatici. Si precisa inoltre che non vi è alcun rischio per la sicurezza alimentare legato al consumo di prodotti di origine animale. Resta fondamentale il ruolo attivo della cittadinanza nella prevenzione, anche semplici accorgimenti individuali. L'utilizzo appunto di repellenti e quello di non favorire
alcuni comportamenti, quale ad esempio potrebbe essere il ristagno di acqua anche nelle fioriere. Noi rientriamo tra i territori ad alto rischio perché negli anni passati abbiamo avuto la circolazione virale della West Nile per le condizioni climatiche. Spiegano gli esperti che sebbene cavalli e uomini possano contrarre l'infezione da West Nile virus, non sono in grado di trasmetterla ad altri. Non deve temere né chi ha cani, gatti, uccellini, ma neanche chi detiene un cavallo. Aggredisce un medico, un'infermiera all'ospedale Villa Sofia di Palermo. L'uomo ha avuto un alterco con i sanitari e poi ha lanciato il borsello contro la donna colpendola alla nuca. L'aggressore è stato denunciato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Mentre al nord il clima si fa più mite, in Sicilia non si placa l'ondata di calore, l'isola brucia, 380 gli incendi spenti nelle ultime ore, 3.000 gli interventi effettuati dal 21 luglio ad oggi, secondo il comandante regionale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo. Il presidente Schifani parla di mano criminale. Ci dice tutto Laura Spanò. Dopo 48 ore di duro lavoro possono dirsi tutti spenti i 380 roghi scoppiati in Sicilia nelle ultime ore, complici la giornata torrida e la mano dell'uomo. In molti terreni attraversati dalle fiamme si continua a lavorare per la bonifica mentre le procure competenti indagano per individuare eventuali responsabili. Quello che rimane è devastazione e rabbia. Il governatore Renato Schifani ha voluto ringraziare l'intero sistema antincendio, forestali, vigili del fuoco, protezione civile, piloti dei mezzi aerei, forze dell'ordine che insieme hanno limitato i pericoli per la popolazione. Anche Schifani ha parlato di mano criminale e di piromani senza scrupoli. L'assessore al territorio Giusy Savarino ha fatto appello ai cittadini affinché segnalino tempestivamente al numero di emergenza 1515 ogni principio di incendio. Di attacco vero e organizzato al nostro territorio parlano in una nota congiunta CGIL, CISL, UIL, FAI, FLAI e UILA Trapani. La CNA Sicilia chiede il potenziamento delle squadre antincendio e un piano di sorveglianza integrato con tecnologie avanzate per individuare i focolai in tempo reale, sanzioni severe per chi appicca il fuoco e bonifiche immediate delle aree colpite e sostegno economico per le imprese danneggiate. Lega Ambiente denuncia la devastazione delle riserve naturali dell'isola, la sughereta di Niscemi, di Capodarsolo, Zingaro, Montecofano, Cava Grande del Cassibile e tante altre, un patrimonio inestimabile di biodiversità e la speranza per un futuro basato sulla bellezza. E fra le zone più devastate c'è appunto Niscemi, dove sono andati in fumo oltre 3.600 ettari di bosco, la cosiddetta sughereta. Sentiamo. La sughereta per buona parte non esiste più. Lo dice con il volto segnato dalla stanchezza il sindaco di Niscemi dopo le 48 ore d'inferno che hanno cancellato la riserva naturale. Oltre 3.600 ettari ridotti in cenere, un fronte di fuoco lungo 5 chilometri, 2 giorni di inferno che hanno devastato alberi secolari, fauna e biodiversità. L'incendio, che sembrava sotto controllo dopo ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e dei Canadair, è riesploso nel pomeriggio in più punti. Un dettaglio che alimenta i sospetti. Dietro al disastro sembra ormai certa la mano dell'uomo. Ieri intanto è stato necessario evacuare diverse famiglie, le fiamme hanno lambito le abitazioni all'interno della riserva, i danni restano incalcolabili, il terreno è bruciato, gli alberi anneriti, la natura spazzata via. Il comune adesso chiederà lo stato di calamità. Chiederemo la dichiarazione di stato di calamità, la possibilità di ottenere per la riserva ma anche per le proprietà private. Ho visto colture andare in fumo. Gli oliveti, io ho visto un paio di oliveti veramente distrutti. Una ferita profonda tra le più gravi degli ultimi anni, ma il sindaco promette Niscemi ripartirà. Intanto si indaga, forze dell'ordine tecnici e la forestale sono al lavoro per cercare prove di inneschi e fermare chi ha distrutto un patrimonio che apparteneva a tutti, ma la ricostruzione sarà lunga. La sughereta non era solo un patrimonio ambientale, ma anche simbolo identitario di un'intera comunità. Saltano le restrizioni sui liquidi da portare in volo, ma non ancora è operativa l'aeroporto di Catania, dove, fa sapere la SAC, mancano i macchinari certificati per il controllo dei bagagli a mano. La SAC invita quindi i passeggeri a continuare a separare liquidi, aerosol e gel in contenitori non superiori a 100 ml. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità, torniamo dopo per parlare del rinascimento di Noto, sempre più spesso meta di investitori che ne fanno la loro seconda residenza. Tra poco.
Siamo in piena stagione turistica e tra le mete più visitate c'è sicuramente il Val di Noto, sempre più capitale di stile e investimenti. E siamo agli spettacoli. Sfera e Basta, infiammato 6.000 fan all'Arena della Villa Bellini di Catania per il Summer Fest, tra giochi di luce e spettacolari lanciafiamme scenografici. Ha letteralmente infiammato Catania con lanciafiamme scenografici e giochi di luce spettacolari che hanno fatto esaltare gli oltre 6.000 fan che lo attendevano sotto il caldo cocente già dalle prime ore del mattino. Catania, ci siamo noi! Il re della trappa italiana, Sfera e Basta, ha fatto tappa alla Villa Bellini nell'ambito del Catania Summer Fest 2025, portando sul palco tutto il suo carisma, l'impatto visivo e la potenza sonora che lo rendono uno dei protagonisti della scena urban italiana. Con 234 dischi di platino, 32 dischi d'oro e una fanbase social che su Instagram sfiora i 5 milioni di follower, Sfera ha ripercorso con il pubblico tutte le tappe della sua carriera, in un viaggio che va dalle origini all'esplosione internazionale. In scaletta brani ormai diventati inni generazionali come Alleluia, Notti, Bang Bang, Ricchi per sempre, Tesla, cantati a squarciagola dal pubblico in un travolgente mix di nostalgia, energia e passione. Ci fermiamo ancora, c'è una pausa e poi andiamo a conoscere il nuovo centrocampista del Palermo, Antonio Palumbo, mentre c'è una data per il primo turno di Coppa Italia per il Catania tra poco. Siamo alla pagina sportiva, al calcio, allora andiamo a sentire le prime parole da rosanero di Antonio Palumbo, il neo centrocampista del Palermo che è stato presentato alla stampa. Marco Gullà. Ultimi giorni di ritiro per il Palermo che in quel di Châtillon prosegue la preparazione. Oggi altre fatiche per la truppa di Inzaghi e prime parole da rosanero per Antonio Palumbo. Il centrocampista ha spiegato che nonostante i tempi dell'accordo non ha mai avuto dubbi sulla scelta del Palermo, definendo quella del club di Viale del Fante una decisione presa senza esitazioni. Trattativa lunga perché c'era da sistemare un po' di cose, ho scritto finalmente perché non vedevo l'ora di arrivare in una società così importante. A volere Palumbo al Palermo direttamente il tecnico Pippo Inzaghi che ha espressamente richiesto il centrocampista al direttore sportivo Osti. Sicuramente mi responsabilizza tanto, ma a prescindere dal mister credo che una piazza del genere è impossibile da rifiutare. Per Bani al Palermo è questione di ore, il difensore la prossima settimana sarà ufficialmente rosanero. Intanto il club di Viale del Fante ha detto no alla Cremonese per il prestito di De Planche. Si va verso la conferma anche di Corona, entrato nelle grazie di Inzaghi. Trasferta a Crotone per il Catania domenica 17 agosto per il primo turno della Coppa Italia di Serie C. Vicino all'accordo il difensore Martic, intanto migliorano le condizioni dei due tifosi rossazzurri coinvolti nell'incidente stradale in Campania. Sentiamo Sergio Colosi. Sarà Crotone-Catania in programma a Lezio Scida domenica 17 agosto alle ore 21 la partita del primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C. La sfida a campi invertiti ripete l'appuntamento inaugurale della scorsa edizione in cui i rossazzurri si imposero ai calci di rigore. Prevista gara unica in caso di parità tiri dagli 11 metri. La vincente sfiderà nel secondo turno a fine ottobre sempre in casa chi la spunterà tra Foggia e Siracusa, avversari in Puglia sabato 16 agosto. In via di definizione l'arrivo del difensore austriaco 30enne Manuel Martic che siglerà un contratto annuale con opzione per il secondo. Forte fisicamente ed utile, può essere impiegato anche a centrocampo, ha giocato gli ultimi 2 anni tra Legnago e Lecco, ma con una buona esperienza internazionale anche in Champions, dove ha segnato un gol con l'Helsinki nei preliminari del 2022. Dopo il rinvio dell'amichevole e della presentazione della squadra, doppia seduta d'allenamento a Norcia. Buone
notizie per i 2 tifosi del Catania rimasti gravemente feriti nell'incidente stradale vicino Salerno. L'ultra ricoverato al Caldarelli di Napoli è uscito dal coma ed è cosciente, pur rimanendo riservata la prognosi, mentre l'altro tifoso è in netto miglioramento e nei prossimi giorni sarà dimesso dall'ospedale di Vallo della Lucania. Il Trapani in Coppa Italia esordirà domenica 17 agosto alle ore 18 a Picerno. In caso di passaggio del turno, incontro in Campania con la vincente di Salernitana Sorrento. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.